indagini sono state particolarmente rapide, bisogna ricordare che il fermo è sostanzialmente avvenuto a meno di 24 ore dal verificarsi dei fatti e questo è stato consentito per la particolare celerità attraverso la quale è stata innanzitutto identificata la vittima ed analizzato il traffico dei dati telefonici che erano intercorsi sul telefono cellulare della vittima, che hanno consentito di stabilire quale fosse stato l'ultimo contatto, che poi in epoca e in periodo abbastanza ravvicinato rispetto all'evento è stato proprio il contatto avvenuto con l'autore, con quello che noi riteniamo l'autore del fatto. Un'esecuzione in piena regola pesa sulle spalle di Renato Rossi, 67enne ferrarese ma residente a Martellago nel Veneziano. Rossi avrebbe ucciso con 3 colpi di pistola alla testa Ezio Sankovic, 62enne padovano, residente con moglie e 2 figlie a Rubano. Ieri pomeriggio l'interrogatorio Fiume al comando provinciale dei Carabinieri di Padova, che ha portato all'arresto di Rossi, amico della vittima, suo socio in alcuni affari e appassionato di armi. I due, entrambi nel mondo della moda, si erano incontrati lunedì pomeriggio attorno alle 17 all'esterno della sede della Moncler a Trebaseleghe, azienda di moda in cui lavorava proprio Sankovic. I due si erano sentiti al telefono poco prima per darsi appuntamento per parlare di lavoro e di quel debito di 16.000 euro che Rossi doveva al consulente Moncler. Così salgono sulla BMW grigia, iniziano a vagare senza meta e poi a litigare violentemente. All'altezza di via Stevanato a Piombino Dese, Sankovic si ferma a lato della strada per far scendere Rossi. Da quel momento in poi inizia il racconto di Rossi agli inquirenti, parole confuse, lui dice di essersi difeso, ma i militari dell'Arma trovano il tergicristallo dell'auto della vittima piegato e uno degli specchietti retrovisori rotto. Rossi potrebbe essersi infuriato, potrebbe aver aperto la portiera dell'auto lato conducente dove Sankovic era seduto con la cintura allacciata e aver sparato 3 colpi uno dopo l'altro. Tutte supposizioni queste al vaglio dei carabinieri e della procura. Il Rossi cadeva in talune contraddizioni manifeste sia con l'esito degli accertamenti che erano stati compiuti sino a quel momento, sia con le dichiarazioni che erano state rese anche dalla sua compagna. A seguito di queste contraddizioni Rossi si rendeva conto della situazione processuale in cui versava e quindi decideva di collaborare nel senso di far recuperare la pistola, che è una P38 Walter Luger calibro 9, che era stata occultata in una zona nei pressi di un condominio prossimo all'abitazione del Rossi stesso. Circostanza questa che ci fa ragionevolmente ritenere che l'arma sia del Rossi stesso. La premeditazione è stata contestata dall'ufficio in relazione alle circostanze del fatto e alla disponibilità da noi ritenuta da parte dell'autore dell'arma del delitto. Dopo aver trovato il cadavere di Ezio Sankovic, i carabinieri impiegano poche ore per risalire all'assassino. A tradirlo quella telefonata. Quando gli inquirenti si presentano nell'abitazione di Rossi, lui appare nervoso e alla fine crolla. Vuole collaborare, ma la sua versione non torna. È stato portato in carcere a Padova.